Rita aveva ragione, presa dall'ossessione di vendicare suo padre ammazzato in processione, e suo fratello non sparò cazzate, tuo zio ordinato quel lavoro da fare, il fiato per raccontarle la verità su suo padre restava stretto tra i denti come un digregno inguinale. A 12 anni soffriva, la piccirita non capiva, pativa perché nel giorno della sua prima comunione tra così tante persone nessuno venne a vedere suo padre pieno di sangue, lei con lacrime amare: papino non mi lasciare, con lacrime amare, papino non mi lasciare. Anche sua madre omertosa, parafrasando il nome della rosa, chiusa in casa a sollevare persiane per sbirciare e contare le vite interrotte tra la gente normale che assentemente sempre di fronte alla domanda: hai visto niente? Io non ho visto niente. Hai visto niente? Io non ho visto niente. Hai visto niente? Io non ho visto niente. Effettivamente è così, perché quando io scrivo semplicemente se ho qualcosa da dire o se voglio raccontare qualcosa, perché non sono capace a mettermi lì a tavolino e dire adesso scrivo questa cosa e parlo di questo. Cioè spesso e volentieri mi faccio trasportare da qualche cosa che voglio dire o voglio raccontare.